Da questa nostra officina nasce un'idea forte, e cioè che l'architettura in genere ha sempre aggiunto. Adesso abbiamo dei luoghi che stanno tra queste cose, si pensi ad esempio allo stadio che è vicino alla fiera, che è vicino all'Università di Rizzi. Bene, la nostra ipotesi è di riempire questi vuoti con dei boschi. Riempire con boschi vuol dire non fare soltanto un'attività che fa bene ad esempio al tempo libero, ma che fa bene anche alla salute, pensate al tema della rigenerazione dell'aria, ma è anche un fatto economico, perché i boschi ci danno combustibile, perché i boschi favoriscono lo scorrere dell'acqua, e quindi quello che voglio dire è che il bosco può essere un intervento che migliora sul piano ambientale, economico e sociale. Pensate a tutto il tema della narrazione dell'identità dei boschi, pensate ai boschi che sono caduti, non c'è soltanto un dramma ecologico, c'è anche un dramma identitario, questi questi boschi hanno dei nomi e dei cognomi e fanno parte della storia e dell'identità delle popolazioni. E quindi ecco che il bosco può diventare uno strumento fondamentale di rigenerazione urbana e civile del territorio.